della costa di Roma. La scossa è stata di magnitudo 3.4 e si è verificata alle ore 20, quindi 20:04. L'epicentro è stato localizzato nel Tirreno, quindi in mare, quindi a largo di Roma, ragazzi, mentre l'ipocentro ha 22 km di profondità. Quindi diciamo che la terra ancora che trema. Ciao King, ciao Stella, sì, un altro terremoto stasera a Roma. Quindi la scossa, ciao Avvocate, la scossa è stata avvertita dalla popolazione molto, quindi da Ostia alla Dispoli, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Anzio. Diciamo che l'hanno sentita in tanti, diciamo, comuni, in effetti, Ostia, Civitavecchia, tanta paura, ma per fortuna, ragazzi, sembra non ci siano danni a persone o cose, quindi diciamo cose, quindi non si sa ancora nulla. Sì, sì, l'ho fatta quello in Sicilia, sì, sì. 3.4, avvocatella. Ciao, grazie, sì. Alle 20:04. Ciao Letizia. Quindi l'epicentro è stato a mare nel Tirreno centrale, a largo di Roma, a 22 km di profondità. Però con tutto ciò è stato sentito moltissimo. Infatti tante chiamate, casini, i vigili del fuoco hanno chiamato, hanno fatto un po' di casino, nel senso che si sono messi paura. Ciao Marcella, ciao. Quindi ragazzi, ancora che purtroppo la terra trema, quindi ha detto bene quello. Che oggi sono 2 giorni che facciamo articoli, diciamo video solo su terremoti, quindi sto facendo il collezionista delle scosse io, come ha detto Alessia. Sì, erano le 20:04, quindi in effetti sì. Quindi penso che tutti i turisti, immagina i turisti che ci stavano. No, io mo l'ho letto, mo poco fa l'ho letto questa notizia, quindi più o meno è successo, ora sono le 10 e 6 minuti, 2 ore fa è avvenuta, quindi già su Facebook, già su tutti ci sono già, quindi diciamo però la TV, io ho guardato il telegiornale poco fa con papà che stava a casa di mio padre e non ha detto nulla, in effetti abbiamo sentito l'Amazzonia, ha parlato dell'Amazzonia che diciamo sta prendendo fuoco, oppure ha parlato della crisi di governo, ma di questa scossa diciamo non ne ha parlata. Quindi come sempre ragazzi la TV non dice mai nulla, quindi non cambia nulla. Quindi stasera mi sono trovato a casa di papà, ho visto il telegiornale, ma ha detto l'Amazzonia, il problema è che sta andando tutto a fuoco, ha parlato del cambiamento climatico, che i ghiacciai si stanno sciogliendo, la crisi di governo, ma di questa scossa a Roma nulla ragazzi. Ciao Gabriele, ciao, buona serata. Quindi come sempre ragazzi la TV non dice mai nulla. Mo stasera l'ho visto così tanto per vederlo perché stavo da papà. No, no, non è stato l'Etna, no, è stato proprio un terremoto in effetti che è avvenuto vicino l'Etna. Quindi non è stato, diciamo, che il vulcano ha fatto il terremoto in effetti. Sei un astronomo? Sì, sì, no, io ho letto l'articolo e non davano, diciamo, la colpa al vulcano, ma bensì a una faglia, quindi non c'entra, diciamo, la fase dell'Etna né dello Stromboli pure, perché forse si pensava, siccome lo Stromboli sta in eruzione, no, invece no, è proprio viene da una faglia in effetti, non dal vulcano stesso. Quindi perlomeno così sono le informazioni sia sul sito INGV sia sul sito quello americano, quindi io vado a vedere un po' dappertutto per vedere se le parole si trovano, quindi non mi fermo solo a una notizia, due, se 4-5 si trovano puoi andare sull'INGV o sull'MSC, quello lì americano in effetti, poi devi fare la traduzione purtroppo.
Poi se sai l'inglese capisci un po' quello che dicono, se no se mai fai un copia e incolla e fai la traduzione, quindi sì, sì, collezionista di scosse, hai ragione. Hai visto? Un'altra scossa è venuta. Quindi oggi faccio il il collezionista. Sì, sì, ma guarda, sono 2 giorni, tu guardi i miei ultimi 2 giorni di video. Io ho fatto solo video di terremoti, cioè io faccio notizie in generale. Però che notizie escono, io quello faccio. Purtroppo stanno uscendo solo scosse, quindi sto facendo solo video di scosse, in effetti, notizie di scosse. Cioè, qualche video è capitato diverso, ma non è che io, diciamo, faccio notizie in genere, eruzioni, meteo, però purtroppo il meteo è com'è, ragazzi, quindi ci sta il sole, dicono che forse da stanotte arriverà il maltempo. Poi i vulcani sono attivi 21, 3.4, sì, questo qua a Roma è di magnitudo 3.4. Fammi controllare bene. Sì, 3.4, sì. È avvenuto alle 20.04. Profondità 22 km,8, quasi 23, diciamo. Le città che diciamo sono state sentite dalla popolazione sono Ostia, Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Anzio e Santa Marinella. Diciamo, questi sono i comuni e le frazioni che hanno sentito bene, diciamo, questa scossa di terremoto, in effetti. L'epicentro è al largo del mare, in effetti, nel Tirreno, al largo della costa di Roma, quindi nel mare. Tirreno centrale porta, quindi no, no, sono 21 attivi. Oggi ho fatto un video, ho controllato uno per uno tutto il pianeta, diciamo, e sono usciti 21 attivi, cioè che stanno eruttando. No, no, non ci sta scritto, non c'è stato rischio di tsunami, no. Però secondo me è meglio sempre fare attenzione se abiti a Roma o da quelle parti. Come si dice, fidarsi è bene, ma non fidarsi è sempre meglio. Quindi, bravo, eh. Quindi se abitate nelle parti di Roma, ragazzi, vedete sempre il livello del mare, come si comporta, perché come dico io, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Quindi se, come ho sempre detto io, se vedete che il mare arretra, cioè che si ritira, scappate più che potete, ragazzi. Quindi quando il mare torna indietro, cioè che si ritira, allora è segno che qualcosa sta arrivando, quindi scappate il più in alto possibile, quindi non provate a scappare lontano, provate a salire su qualche cosa, quindi se questa diciamo è la cosa dello tsunami, in effetti il mare incomincia a indietreggiare perché viene risucchiato diciamo dall'onda e poi sbatte forte, quindi se vedete per puro caso nella vostra vita, mo fra 10 anni, 20 anni, vabbè, sali su un terzo, quarto piano, in qualche parte ci sarà qualche cosa per salire. Un palazzo, entri in un palazzo e entra a terzo, a quarto piano, no? Non è che per forza devi salire una montagna, basta pure, che ne so, un portone, entri in un portone e vai a quarto piano. Quindi non è una casa, entri in una casa che ha 2 o 3 piani. L'importante è che non rimane a pian terreno, quindi è questo l'importante. Se poi riesci a salire pure su un bell'albero tipo secolare, sali su quello, tanto quello non lo butta a terra. L'importante è che non stai a terra, coi piedi a terra. Pure io li vedo molto su questi National Geographic perché sono appassionato, diciamo, di queste cose, quindi me li vedo tutti quanti. Come pure il mistero, tutte queste cose io li vedo tutti, non me ne perdo uno. A Roma e il tuo paese è successo? Per è successo in mare in realtà, quindi
al largo della costa di Roma, quindi alle 8:04, quindi 20:04 stasera. Epicentro nel Tirreno centrale, quindi a mare. La profondità, sì, sì, profondità 23 km, 22,8, facciamo 23. La scossa è stata sentita ad Ostia, Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Anzia e Santa Marinella. Quindi Caino, va bene, dove stavi tu? Meno male che stai a Roma tu, eh? Comunque a parte gli scherzi, sì sì, comunque vedi dove vuoi tu, ma c'è stata veramente la scossa, quindi è uscita poco fa la notizia, quindi sul telegiornale non l'hanno detto perché l'ho visto, quindi è uscita mo, ma 10 minuti fa a me personalmente sul display. Quindi su Facebook già un'ora fa ci stavano un sacco di commenti delle persone. Prova a vedere gli amici tuoi, quelli di Roma, e vedi come trovi la notizia, è facile, no? Quindi ci sono tanti commenti su Facebook delle persone che abitano a Roma che hanno sentito questa scossa, diciamo. Diciamo che amici miei ci sono. No, no, non tutta Roma, no, no. L'ho detto, Ostia, Ladispoli, Civitavecchia, Fiumicino, queste parti qua, Anzio, Santa Marinella, non tutta Roma. No, questo no. In effetti l'avrà sentita la costa, diciamo, quindi la costa romana, in effetti, già più dentro non si è sentito nulla. Va bene ragazzi, il collezionista di scosse si ritira, ci sentiamo domani sicuramente, perché non credo che ci sarà qualche altro terremoto, no ragazzi, però se ci sarà qualche altra notizia, pure che sono le 11, mezzanotte, io la faccio, quindi fino all'una diciamo sto diciamo allerta, poi dopo l'una e mezza vado da Orfeo, il mondo dei sogni. Quindi buonanotte a tutti ragazzi e fate sempre attenzione. Quindi in caso di qualche cosa ragazzi, se non ci domani non ci svegliamo, ci vediamo dall'altra parte. Quindi fate attenzione sempre. Come dico sempre a mia mamma a volte che dice che si mette paura, che dice che io la devo finire di terrorizzarla, dico deve passare la notte, quindi ragazzi anche questa sera deve passare la notte e quindi domani è un altro giorno. E mia mamma quando dico così si arrabbia e dice vattene tu, che dice che la notte è brutta, che non gli piace, quindi dice che se fosse per lei preferirebbe sempre che fosse mattina, dice che la notte è. Lo so, mia mamma invece si terrorizza quando dico così, dico ma che deve passare la nottata, dice mia mamma vattene. Vabbè scherziamo ragazzi, quindi ci vediamo domani sicuramente. Sì, sì, io così dico a mamma Lopus, dico ma che è da passare la nottata, dice mamma e va a tenere, poi mi tiene la capa fresca. Ogni volta, ogni volta che vado da mia mamma a trovarla, che vado tutte le sere poi perché è vicino, ogni volta quando sto per chiudere la porta dico ma che è? A da passare la nottata e mia mamma incomincia. E dice ma chi ti è mannato? Dice dice, ma non ci veniva sì. Capito Lupus? Ma mamma dice ah, sì, veniva la sera per farmi mettere a paura, stai a casa tu. Però io devo andare proprio appositamente per dirglielo. Quando stavo quasi per chiudere la porta, che sta quasi per chiudere sta quasi, apro di nuovo, dico ma che uomo, a da passare la nottata, chiudo la porta e me ne vado. E poi mi chiama. Sì, sì, no, infatti che no, no, sono uno che, sì, socievole, sì, sì. Penso una volta stavo a casa di amici, ma ti parlo di giuro, avevo secondo me una 20 anni, e stavo a casa di un mio amico che aveva, diciamo, fratelli, sorelle, diciamo, e stavamo lì che ci frequentavamo. Allora stava sempre questo bambino, diciamo, che faceva i dispetti, sempre che ci dava fastidio. Allora un giorno siamo rimasti soli io e lui a casa sua, perché il fratello è sceso a comprare le sigarette.
Allora io ho incominciato a dire, ah, mo ti sistemo io per le feste. Questo bambino avrà avuto 7-8 anni, ho detto, allora ho detto, si chiamava Danilo. Ho detto Danilo. Comunque ho detto, raga, ho detto vicino a questo bambino, ho detto, guarda, ho detto, ma se per caso, no? Sì, ciao, avvocate. Mamma non ci sta, papà non ci sta, siamo rimasti soli e te. E che facciamo? Siamo rimasti soli. Non ti dico le risate che mi sono potuto fare, è rimasto terrorizzato. Da allora, però da allora, da quel giorno lì, non ha dato più fastidio, ragazzi. Poco ma sicuro. Ancora la mamma e il papà ridere ancora, dice finalmente l'hai zittito. Quello era di ferro proprio, ragazzi, era 24 ore, proprio continuo. Come ho avuto la possibilità, ma questo è successo 20 anni fa. Ancora oggi, mo è grande di età, quando mi vede dice, beh, mi hai sempre terrorizzato. Dice, ma tu non stavi tranquilla. Sì, sì, no, ho fatto la... yeah. No, ho detto che eravamo rimasti solo noi, che non ci stava più la mamma, non ci stava più il papà, erano tutti quanti morti, eravamo rimasti solo noi, adesso come facevamo, che cosa dobbiamo mangiare, chi ci cucina. E proprio si è terrorizzato proprio, quindi al finale si è zittito proprio. Mo' è grande, mo' c'ha 28 anni, quindi quando mi incontra dice Peppe sei un terrorista. Però ha fatto il bravo poi dopo. Però dopo, dopo da allora si è comportato bene, quindi a qualcosa è servito. Pensa che quando andavo lì poi, dai, me racconti la favola del terrore. Invece no, io non raccontavo favole normali. No, no, la favola del terrore. Quindi pensa un po'. Dice Peppe, Peppe, me la racconti la favola del terrore? Dicevamo, ma come la favola del terrore? Io non raccontavo favole normali, quindi tragedie. Però si stava zitta, non va niente che le favole erano proprio, non erano proprio favole, però il ragazzo si tranquillizzava così. Quindi il sadico al finale non ero io al finale, quindi era pure lui. Era un ragazzo horror, dai, quindi mi piacevano già allora i film di paura, come dico io. Come a me, ad esempio, io stasera se tranquillamente posso guardare da solo in stanza l'esorcista senza problemi. Io non mi faccio il problema. Mi ricordo che ho visto l'esorcista quando è uscito con i miei fratelli che eravamo piccoli, papà e mamma no perché stavo in ospedale che l'altro mio fratello aveva l'appendicite. Quando l'esorcista ha girato la testa, mio padre e mio fratello sono scomparsi dalla stanza. Non so come hanno fatto, si sono smaterializzati, sono volati via. Bravo, vedi che l'hai proprio rovinata allora. Ma pure questo amico mio c'ha una testa, c'ha, mamma mia, è di ferro proprio. Vabbè ragazzi, ci siamo fatti due risate come al solito. Quindi, ragazzi, il signore delle scosse va via. Così mi hanno chiamato, ma il collezionista di scosse, qualcuno qua sul canale, vabbè, ha ragione pure un po'. Sì, sì, lo vedo pure da solo, tranquillo, nella stanzetta. Tranquillamente, sì. No, non mi fa nulla, sì, a volte mi fa quella cosa di paura, però poi al finale me lo vedo sempre. Al finale la sera, dopo, diciamo, dopo aver fatto tutti i video, metto Netflix e vedo tutte le serie TV, semmai di horror, diciamo, di queste cose qua, thriller, tutte queste cose un po' particolari, diciamo, tutte robe strane come dico io. Quindi diciamo che non mi sono perso mai i film, quelli più tipo Tempesta del secolo, tutte queste qua. No, no, questo non fa più paura, preferisco più... Ciao King, buona serata. Preferisco più film, più... Ultimamente stavo guardando Supernatural che adesso incomincia fra poco.
quindi pare che l'ultima stagione è la 15ª. Poi ho visto un sacco di serie TV, grazie a te King, quindi diciamo sempre a sfondo diciamo di paura, thriller oppure fantascienza, sai, buchi neri, queste cose qua di astronomia, Mars, questi film qua che vanno su Marte, provano a cambiare il mondo, l'alba del giorno dopo, diciamo i cambiamenti climatici, queste diciamo sono le cose che io vado a guardare diciamo in TV come serie TV, parlo in generale, eh. Diciamo che fantascienza, thriller e horror. E questo è, diciamo, il genere. Vabbè ragazzi, buonanotte a tutti e ci sentiamo domani o più tardi, speriamo di no, perché se faccio un altro video qualche altro guaio è successo, quindi è meglio di no. Ci sentiamo domani, buonanotte a tutti ragazzi.